Circa 3 anni credo che apriamo in occasione di Castelli Aperti, della manifestazione del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici. Sono 3 anni, e anche perché da circa 3 anni abbiamo ripreso in mano la casa con l'intenzione di effettuare certi lavori di restauro, di risistemazione di alcuni locali danneggiati dal tempo, e quindi è una casa, come tutti questi vecchi castelli, che ha bisogno di notevoli interventi di manutenzione. Oggi come oggi, se dovessimo iniziare una visita proprio in questo momento, come succederà fra pochi giorni in occasione delle giornate di Castelli Aperti, sicuramente la parte preponderante è la parte storica del castello, perché questo castello, le prime notizie risalgono addirittura al 1258, e come dico io, i lavori non sono mai terminati, perché a tutt'oggi abbiamo un falegname che sta facendo dei lavori in casa. In tutti questi secoli è stato soggetto a interventi, a manutenzioni, a distruzioni anche, perché nel 1470 i turchi, quando sono arrivati in Friuli, hanno messo a ferro e fuoco tutte queste dimore, e soprattutto questo era un castello con caratteristiche di fortificazione, e quindi era appetito da chi arrivava, soprattutto le orde dei turchi, tant'è che si sono spinti fino in Veneto, insomma, misero a ferro e fuoco la zona. Quindi supponiamo, mancando a tutt'oggi una documentazione che purtroppo è andata persa nel corso dei secoli, supponiamo che in quell'occasione lì il castello sia stato saccheggiato e danneggiato in maniera molto evidente, per cui attorno al 1500-1600 ha assunto la forma più di villa gentilizia che di fortezza. Sono rimaste parte delle mura fortificate, delle mura merlate, e le 2 torri, quelle d'ingresso. Per il resto, nel 1600 si vede che coloro che lo abitavano avevano scelto una vita più tranquilla che una vita guerresca, e quindi le sale sono state ingentilite con affreschi dell'epoca settecentesca, soprattutto l'ultimo piano. Poi c'è una cappella molto bellina e molto grande, una chiesa, perché è la chiesa della Santa Croce, ed è un oratorio pubblico, anche quella risale al 1600. E purtroppo sono stati depredati dei quadri che c'erano, io ritengo, durante la Prima Guerra Mondiale. E comunque sicuramente è barocca, perché ha dei fregi che sono tipici dell'epoca. Il resto, la forma è una forma un po' di castello, un po' a fagiolo, perché c'è la parte centrale che ha un'impronta tipicamente veneta, con i 3 saloni uno sopra l'altro e le stanze che si aprono verso l'interno, con il piano nobile, che era il primo piano, tant'è che nella fase della ristrutturazione ci siamo accorti che un piano era stato aggiunto nel corso dei secoli, probabilmente nel 600. E poi effettivamente quello che fa forse lo sfondo più bello è il giardino, il parco. Il parco si estende su un'area di circa 4 ettari, attraversato da acque, dal fiume Stella che lo attraversa, e la Roggia Cusana. E praticamente era proprio l'immagine del castello circondato dall'acqua, tant'è che per accedere si deve passare sopra 2 ponti. E questo gioco di acque rende uno spettacolo molto suggestivo, perché le alghe si intrecciano, sembrano quasi dei capelli sciolti nell'acqua.
ed è abitato dalla fauna locale, quindi si vedono scoiattoli, aironi e anche pesce, parecchio pesce. E siccome non sono disturbati è un piccolo Eden sotto un certo aspetto. Quindi io credo che la visita ad oggi sicuramente contempli gli interni della casa con la storia della casa e la storia soprattutto di chi l'ha abitata. E anche il parco perché è una gita, una gita rilassante, non scevra di notizie relative alla flora, anche perché ci sono una vegetazione molto importante. Abbiamo delle querce ultracentenarie, magnolie molto belle e anche molti alberi nati spontaneamente che segnano un po' la natura del luogo.